Buongiorno a tutti, di nuovo un piacere essere qui. Oggi continueremo a giocare e sfidare avversari che ci metteranno sempre di più in difficoltà. Il nostro elo sta salendo, sta aumentando poco a poco. Oggi giochiamo contro un francese e giochiamo qualcosa di lento. Giochiamo cavallo F3. Adesso, questa si chiama apertura reti. Il nostro avversario ha giocato D4. A questo punto giocherò un sistema che si chiama fianchetto. Giocherò G3 con l'idea di giocare possibilmente alfiere G2. Questo sviluppo si chiama dell'alfiere in fianchetto. Questo sviluppo che sto scegliendo è uno sviluppo ipermoderno, cioè io sto cercando di privilegiare lo sviluppo e lascio al mio avversario un po' di via libera per occupare il centro. Ecco, già il nostro avversario ha fatto una mossa un po' strana. Perché in queste strutture chiuse, di solito, più la struttura è chiusa, allora in apertura i due principi sono lo spazio e il controllo del centro e lo sviluppo. Più la posizione è chiusa, più diventa importante lo spazio a differenza dello sviluppo. Qua ha voluto privilegiare lo sviluppo, ma è una posizione chiusa, sarebbe stato meglio prima sviluppare il pedone C e poi sviluppare qui il cavallo. Ora giochiamo di 4 e lottiamo anche noi per lo spazio e ora per lui sarà difficile affiancare il pedone D con i pedoni E o con il pedone C. Ok, giocato G6, tutto va bene, però mi stona un po' questo cavallo in C6. Questo cavallo C6 a mio avviso non è non è molto buono. Ok, il nostro avversario ha giocato alfiere G4 e che ancora faccio un po' fatica a... Cioè, penso che tutte le mosse che sta giocando in generale non sono male, però il disegno comune non mi sta convincendo perché, per esempio, con il pedone in G6, se io già giocassi H3 non potrebbe ritirare l'alfiere in H5 perché poi non potrebbe ritirarlo in G6, no? Queste mosse, cavallo C6 insieme a G6 insieme ad alfiere G4 non mi convincono del tutto, se sono sincero. A questo punto potrei giocare H3, però ci cambia. Io penso che potrebbe essere interessante, visto che lui ci attacca il cavallo, muoviamo il cavallo contrattaccando il suo alfiere. Cavallo E5. A questo punto, se lui ci catturerà in E5, noi cattureremo in E5, attaccando il cavallo che difende il pedone in D5, che potrebbe avere dei problemi. E la nostra minaccia era cavallo per G4, cavallo per G e poi dare una scoperta in E4. Ok, ci ha preso, a questo punto D per E5, ecco e ora la posizione nera inizia ad essere sospetta. Perché inizia ad essere sospetta? Ma perché il pedone in D5 in presa e anche, ok, a questo punto il nostro avversario ha giocato cavallo D7, mossa che mi sembra un po' strana e che mi sta facendo riflettere. A questo punto mi piacerebbe molto catturare in D5. Cattureremo in D5. Allora, se catturiamo di alfiere, lui potrebbe catturarci in E5. Se noi catturiamo di donna, lui potrebbe catturare in E2 con l'alfiere, però poi giocheremo torre E1. Potrebbero esserci dei giochi su B7, potrebbero esserci delle idee con E6. Per ora questa è la mossa più interessante. Anche H3 mi piace. H3 mi piace molto come altra idea. Di nuovo queste frecce sono utili per, per far vedere, diciamo, il casino mentale che ho in questo momento. Allora, dopo H3 potrebbe tornare con l'alfiere in E6, difendendo il pedone in D5. La cosa potrebbe non essere così facile come sembra, però meglio giocare donna per D5 adesso. Giochiamo donna per D5, perché lui ci catturerà in E2, però dopo che ci cattura in E2 giocheremo torre E1 e staremo attaccando l'alfiere, staremo minacciando donna per B7, staremo minacciando E6 anche. Questa posizione non può essere cattiva. Ok, adesso sorprendentemente, con mia grande sorpresa, non ha catturato in E2 e perché, ripeto, a me non piace avere un pedone in meno, e visto che mi piace avere un pedone in più e visto che credo nel materiale, ho un pedone in più e voglio mantenerlo, uniamo lo sviluppo con la difesa del pedone in E2. A questo punto abbiamo un pedone in più e dovremmo avere un certo vantaggio perché chiaro, non è solo che sarà più facile vincere un eventuale, che sarebbe più facile vincere un eventuale finale, ma il concetto è che il nostro pedone controlla anche caselle. A questo punto la donna mi piace centralizzata in D4,
da cui attacca anche a 7, eventualmente giocheremo F4 per difendere il pedone in E5, questa posizione mi piace. Ora penso che se tutto va bene, se tutto procede bene, dovremmo avere un vantaggio. E ovviamente è presto per cantare vittoria, perché chi canta vittoria troppo presto potrebbe poi pentirsene. Però questa posizione mi fa essere ottimista. Ok, adesso il nostro avversario ha giocato C5. Sto pensando se giocare donna 4 inchiodandolo. Donna 4 ha il suo perché. Donna 4 è molto invitante. Di fatto, se no, la donna potrebbe andare in F4 o in E3. E anche donna E4 sarebbe giocabile. Andiamo Andiamo in A4, no? Perché in A4 inchiodiamo il cavallo, andiamo a giocare alfiere F4 difendendo il pedone. Sì, non deve essere male, probabilmente sarà anche F4 potremmo giocare. Sì, probabilmente questa mossa risulterà una perdita di tempo, però con un pedone in più siamo felici. Almeno sono felice, sì, un pedone in più mi fa vedere il futuro con allegria. Ora potremmo giocare alfiere F4, F4, torre di 1, il cavallo potrebbe saltare in D5, c'è il pedone in A7 in presa che è una cosa, no, un dettaglio comunque non deve essere trascurabile, perché appunto pedone dopo pedone potrebbe avere problemi, anche minuto dopo minuto potrebbe significare, perché potremmo venire surclassati di tempo, ma per fortuna c'è l'incremento di 5 secondi che ci permette di rimanere in partita anche se abbiamo molto poco tempo. Ricordo che si gioca con l'incremento perché sarebbe molto, diciamo, triste, cioè dopo diventerebbe la velocità del braccio, no? Come un braccio di ferro, che è il braccio più veloce vince la partita. Invece diciamo che lo scopo con l'incremento non si perde di tempo direttamente, ma indirettamente uno perde di tempo perché non ha tempo, appunto, per trovare le mosse migliori. Ma se non ci fosse l'incremento potremmo anche perdere automaticamente di tempo in una posizione completamente vinta con matto forzato perché non abbiamo proprio il tempo matematico col braccio e di eseguire le mosse. Ok, il nostro avversario ha giocato il pedone in A6, va bene. A questo punto cosa faremo? Facciamo F4. F4, B5, sì, F4. F4 non può essere cattiva. Perché F4 non può essere cattiva? Perché consolido la catena di pedoni e... Certo, potrebbe giocare B5, B5 cede un altro pedone. Certo, ho paura che poi la donna sia intrappolata, però non dovrebbe esserlo. Ovvero, non vedo nulla che faccia presagire che la donna sia intrappolata. E quindi, perché non catturare un pedone gratis? Donna per A6. Potremmo pentircene se ci fosse qualcosa, però per ora non vedo modo di sfruttare questa donna. Ok, a questo punto ci ha giocato alfiere G7, che potremmo prendere in B5, però forse questa potrebbe essere ingordigia. Quindi giochiamo torre D1, inchiodando. Torre D1 inchioda, potrebbe creare problemi, poi voglio giocare alfiere 3, cavallo E4, terminare lo sviluppo. Mi fa paura che magari la donna non ha grandissima mobilità, però penso che anche grazie a questo alfiere controlla molte caselle, la donna può andare in A7, non dovremmo perderla. Poi se perdiamo la donna perdiamo la partita e questa sarebbe una cosa molto spiacevole. Però per ora non vedo nessun modo per lui per guadagnarla. Abbiamo 49 secondi. Ok, tutte queste frecce fanno vedere i miei piani di sviluppo. Ok, B4 ho giocato l'avversario. Cosa vorrà fare con B4? Attaccare il cavallo. Ok, miglioriamo la posizione del nostro cavallo. Allora giochiamo cavallo in E4, che dovrebbe essere eccellente. Sì, cavallo E4, molto bene. Il cavallo potrebbe andare in G5, dando fastidio all'alfiere e che difende il cavallo. Potremmo giocare anche alfiere E3, creando problemi contro il pedone in C5. Sembra che tutto vada bene. Almeno così sembra. Ok, ora potremmo giocare cavallo G5, però penso che sia anche importante terminare lo sviluppo. Ora che abbiamo sviluppato tutti i pezzi, è più difficile incorrere in problemi. Ok, ora sì, potremmo anche pensare di catturare in C5, perché no? La donna potrebbe andare in A7. Ok, sta mossa è molto intelligente. Donna C7 potrebbe cercare di ridurre la mobilità della nostra donna. Allora, proviamo a fargli qualche trucco. Proviamo a giocare, per esempio,
cavallo G5 che gli dà fastidio all'alfiere. Ora abbiamo molti pochi secondi, che chiedo scusa per il brutto gioco di parole, comunque i secondi sono pochi, non sono molti, e noi ci stiamo attaccando il suo alfiere, sa che non è affatto male, che difende il cavallo, creando pressione su questi punti, qualcosa dovremmo ottenere. Ora voglio catturare in C4 se ci dà la possibilità. La vediamo, il tempo inizia davvero a scarseggiare, solo 26 secondi, però ok, adesso cambiamo i pezzi, semplificazione, offro il cambio delle donne, attacco il cavallo, forse dovremmo riuscire a cavarcela, se tutto va bene. 28 secondi, il tempo è poco, ho C2 in presa, però ho pressione contro il suo cavallo e la sua donna, anche se cambia le donne, il suo cavallo rimarrà attaccato, quindi tutto sembra procedere per il verso giusto, e catturare in C2 non sarebbe rilevante. Torre per D7, il pedone in C5 dovrebbe essere debole. Ok, ricordiamoci che nel frattempo sta scorrendo il suo tempo e ricordiamoci anche che possiamo pensare sul suo tempo. Questa è una tecnica molto importante, anche il tempo dell'avversario è molto utile. E quando diciamo un giocatore diventa abbastanza esperto, capisce che pensare sul tempo dell'avversario può essere molto utile. Ora i 28 secondi mi fanno pensare che stiamo correndo qualche rischio, però visto il vantaggio di materiale che abbiamo, penso che tutto sia sotto controllo. Ok, donna torre C8, ora cambiamo i pezzi, ora voglio cambiare i pezzi, non voglio problemi. Alfiere E4, voglio cambiare i pezzi, semplificazione, la semplificazione è estremamente importante. Ah, vedete che il tempo sta aumentando grazie all'incremento. Se siamo veloci il tempo potrà sempre aumentare, quindi potrebbe non essere un problema. Ho già messo la pre-move, questo si chiama pre-move, ovvero se mi cattura in E4 sono pronto a ricatturare. Ora voglio semplificare i pezzi, perché più si riduce il materiale, più sarà facile sfruttare il mio vantaggio. Ok, F6. Questa è una mossa che un po' mi stupisce, perché adesso giochiamo alfiere per F5, stiamo attaccando il cavallo, e poi potremmo avere una casella forte in E6, dove il nostro cavallo potrebbe entrare, creandogli non pochi grattacapi. Ora cavallo E6, sì, tutto sembra andare a gonfie vele, tutto sembra andare a gonfie vele, perché poi ovviamente un giocatore non ha mai tutto sotto controllo quando gioca. Ok, qua catturiamo il suo alfiere perché voglio semplificare, anche se questo alfiere era cattivo, anche proprio per la ristrettezza di tempo in cui mi ritrovo, ho bisogno di ridurre il materiale presente sulla scacchiera. Ora giocherò E6, perché giocherò E6? E6 potrebbe essere... E6 sicuramente buona. Il tempo sta scarseggiando. Ok, gioco E6 perché voglio catturare il pedone in C5. Ora il tempo è davvero agli sgoccioli. Cavallo F8 contrattaccandomi mi dava più fastidio. Ecco, ok, ora di nuovo tutto dovrebbe essere sotto controllo. Dovrebbe, ripeto dovrebbe. Che cavallo C4 a questo punto giochiamo B3, dando fastidio al cavallo, che ora secondo me non sa bene dove andare. A questo punto, forse se giocherà la mossa pseudo attiva cavallo A3, forse riusciamo un po' a fregarlo. È andato in A3 e a questo punto giochiamo una mossa che sembra impossibile, cioè attacca C2, noi giochiamo C3. Perché giochiamo C3? Perché il pedone è inchiodato, non può catturarci il pedone in C3 perché sennò il cavallo rimane in presa, e questo mi fa pensare che cattureremo il pedone in B4. Ok, cavallo C2, nessun problema, torre C1. Il cavallo non ha mosse valide. Visto che il cavallo non ha mosse valide, dovrebbe tornare in A3, questo pedone cadrà. Ok, a questo punto iniziamo a incassare. Giochiamo alfiere per B4 o C per B4? Allora, non voglio doppiarmi i pedoni, quindi alfiere per B4. Ora il cavallo è sotto attacco, mi aspetto cavallo B5. A questo punto giochiamo A4, ricacciamo il cavallo indietro. Questo probabilmente... Ok, alfiere per D6. Adesso potrei catturare questo pedone e perdere B3, ma preferisco mantenere la struttura compatta, perché questi pedoni sono molto forti, sono compatti. Il pedone in D6 è un pedone isolato. Questi pedoni potrebbero permetterci di vincere. Ok, a questo punto
Posso avanzare i pedoni o attaccare le sue debolezze. Entrambe le mosse sembrano interessanti e diciamo che attaccare le sue debolezze è una cosa che mi aggrada. Il pedone in F5 ora è sotto attacco. Stiamo attivando le torri, possiamo raddoppiare, possiamo al contempo attivare i pedoni. Ok, ora catturiamo il pedone in F5. Ora difendiamo il pedone in E2. Ora dovrebbe andare tutto bene. Ok, D5, a questo punto mettiamo questo pedone in D5 sotto pressione. Sì, diciamo che tutto dovrebbe essere ok. Ora re F2, ora magari sta sperando che la torre sia intrappolata, ma in realtà il pedone in G4 la sostiene egregiamente, quindi questo non sarà un problema. Quindi la torre ha una posizione, una salda difesa. Ora dovremmo spingere i nostri pedoni, questo dovrebbe garantirci poco a poco la vittoria, se non succede nulla, se non facciamo errori che sono sempre a portata di mano gli errori. Ok, H6, A5, meglio avanzare più che si può. Sto cercando di migliorare la posizione nei limiti appunto del possibile. A questo punto mi piacerebbe cambiare un paio di torre sempre per il principio di semplificazione. Ok, ora ci ha giocato di 4 e noi semplifichiamo. Ora semplificare la posizione ci aiuta. Ora giochiamo B5. Questi pedoni vanno, è molto difficile. Questi sono pedoni passati uniti ed è molto difficile fermarli. Sono una valanga di pedoni che arriverà a promozione e, non capisco bene come potrebbe fare. Ok, ora proverà a portare il re, però il re è fuori dal quadrato di questo pedone. Il quadrato tra l'altro potremmo anche essere materialisti. Allora potrei spingere i pedoni, però. Ok, il re si è messo nella colonna della torre. Quindi perché non provare a guadagnare più materiale? Se giocassimo G5, che problemi ci sarebbero? G5. Sì, G5. Interessante perché il pedone è inchiodato, questa è un'inchiodatura assoluta, non era necessario, però semplifichiamo ancora di più la posizione evitando sorprese. Ora, ok, re G6, a questo punto forse G per F6, re per F5, F7 potrebbe essere promettente, ma non ci complichiamo la vita perché spesso quando uno si complica la vita perde. Ok, bene, a questo punto un po' di spettacolo. Diamo la torre, non era necessario, diamo la torre perché prenderemo la donna. La donna vale di più. Avremmo potuto giocare torre B6 e poi spingere il pedone A, però. Ok, ok, a questo punto ci impedisce di promuovere, quindi qua possiamo intromettere la nostra torre. Giocando torre A6 non riuscirà più a evitare. È la mossa più semplice. Avrei potuto vincere anche con. Ok, ci ha dato scacco. A questo punto giochiamo re E3. Il re verso il centro nei finali è ottimo. E questi pedoni sono molto forti. Ora potrebbe anche essere che abbandoni. Potrebbe essere che abbandoni perché questa promozione è imparabile e non vedo come possa evitarla. Addirittura ha voluto mantenere la torre. Ora possiamo promuovere. Ora abbiamo la donna in più. Ok, a questo punto possiamo anche giocare donne 4 per semplificare. Quando il materiale è così tanto, semplifichiamo così non gli rimangono più pezzi. Ok, a questo punto re G4, ora tagliamo fuori il re. Ora proviamo ad andare a dare matto al suo re, re F4, re assalto di cavallo, ora non ci serve promuovere, se il re va in H3, torre H6, a questo punto re F2 e qualunque mossa giochi torre H6 e questo sarà un automatto, sì, a questo punto torre H6 vince la partita. Torre H6 vince la partita. Va bene, cosa abbiamo capito da questa partita? Allora, innanzitutto, il nostro avversario, anche in apertura, se poi la andate a rivedere, vedrete che ha giocato tutte delle mosse che prese singolarmente andavano bene. Però, e questo è difficile soprattutto nelle aperture chiuse, non è importante solo sviluppare i pezzi, è importante sviluppare i pezzi secondo un piano generale, ci deve essere, diciamo, un piano, le mosse devono avere una logica in comune. In apertura, per lui avere giocato G6, cavallo C6, alfiere G4 non andava molto bene. Questo mi ha permesso di giocare cavallo E5
quando io ho messo il cavallo in E5, e se non me lo avesse catturato avrei dovuto perdere tempo con l'alfiere, il mio cavallo era un mostro, minacciava anche di distruggere la struttura, e dopo la cattura in E5 di Per ha perso il pedone in D5, avrebbe potuto recuperare il pedone in E2, ma dopo torre e 1 avrei avuto un grande vantaggio di sviluppo. E scusate per questa analisi alla cieca delle mosse precedenti, ma diciamo che il suo problema è che appunto ha giocato l'apertura senza avere un repertorio appunto solido, facendo mosse diciamo singolarmente buone, ma globalmente messe insieme cattive. Quindi ricordate anche la coordinazione dei pezzi, sono tutto negli scacchi. È un gioco dove a volte se i pezzi sono ben coordinati, 2 più 2 non fa 4, ma fa 5. Spero che questa partita e la concretizzazione del vantaggio, che probabilmente non sarà stata esente da errori, ce ne saranno stati molti, vi sia piaciuta e speriamo di vederci presto. Grazie. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!